Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di martedì 10 novembre, prima corsa riservata a femmine di 3 anni in 7 dietro l'autostart, Broadway Griff, Hilda Dugers, Berta SM, Bibopsi, Burrasca LL, Brigitte Trio, in seconda linea Breccia WF, favore in chiusura per Hilda Dugers, numero 2 Eric Bondo, alternativa principale Bibopsi e Broadway Griff, macchina che accelera, in partenza veloce Bibopsi che conquista il comando nei confronti di Berta SM, più indietro in terza posizione Hilda Dugers che precede il numero 5 Burrasca LL, intanto ha sbagliato Broadway numero Griff. 1 Broadway Griff e viene squalificato. 15 per per i primi 200 di gara con Bibopsi leader su Berta SM, Hilda Dugers, poi tutti gli altri in fila indiana. 400 metri completati nell'ordine del 31,3 con Bibopsi e Giampaolo Minnucci a guidare nei confronti di Berta SM, Hilda Dugers che accenna per un attimo a muovere, poi rimane lì ancora Burrasca LL che precede Brigitte Trio che muove invece all'esterno, più indietro Breccia WF. I 600 in 48,5, fin qui tutto molto tranquillo per il leader e avanza all'esterno a questo punto Brigitte Trio che non trova anticipi e così copre Hilda Dugers che probabilmente ne vuole prendere la scia, ma c'è anche Breccia WF all'esterno, quindi Hilda Dugers rimane lì alla corda e se ne vanno gli 800 in 1,4,8. Ha potuto fin qui amministrare a piacere Giampaolo Minucci con Bibopsi che arriva al chilometro addirittura in 1,21 scarso. Seconda posizione per Berta SM davanti a Hilda Dugers, all'esterno insiste Brigitte Trio che ora avvicina la leader a 450 dalla conclusione, si trascina a Breccia WF, 400 al palo, ora il parziale in 15,4, l'errore improvviso di numero Brigitte 6 Trio Brigitte Trio e cerca di avanzare squalificato. così Breccia WF che raggiunge in seconda posizione Berta SM, intanto allunga Bibopsi, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, ultimi 150 metri di gara, il parziale in 15,4 ancora, lo scatto all'interno di Berta SM, all'esterno di Breccia WF, finale con Breccia WF che va su Bibopsi, la pariglia sul palo, mentre vicino finisce anche Berta SM, 1,18,7 il ragguaglio conclusivo, da vedere nuovamente l'arrivo perché sembra abbastanza stretto fra Bibopsi che si difende e Breccia WF che attacca centropista, guadagna terreno nel finale sul palo, vediamo Breccia WF passa di misura, questa almeno l'impressione, su Bibopsi, mentre al terzo all'interno c'è Berta SM. Rivediamolo ancora una volta l'arrivo con Bibopsi che affronta al comando addirittura d'arrivo, Berta SM che si lancia all'interno, non sa dove andare invece Hilda Dugers, all'esterno però si ingamba bene Breccia WF e sul palo l'impressione è che passi di misura, di precisione, anche se non abbiamo il fermo immagine che può confortare la nostra tesi, comunque ci sembra 7-4-3 l'ordine d'arrivo. Aspettiamo naturalmente il verdetto della giuria.